non è l'inizio della fine, è la fine dell'inizio. Le indagini sulla vicenda Mose sono ancora in corso. Lo puntualizza il procuratore Carlo Nordio all'apertura del processo per 8 dei 35 imputati nell'inchiesta sul sistema di tangenti legato al consorzio Venezia Nuova. Tra chi non ha patteggiato, l'ex ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, accusato di corruzione, e l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, imputato per finanziamento illecito ai partiti. È una situazione residuale perché la gran parte ha patteggiato e quindi rimangono delle situazioni che non sono certo marginali, ma che non esauriscono quella che era l'entità dell'inchiesta. Nessuno degli imputati era presente nell'aula del Tribunale di Venezia alla prima udienza del processo a porte aperte che proseguirà il 17 maggio. Qualcuno avrebbe preferito un evento di grande portata che mettesse contemporaneamente alla sbarra tutti gli imputati per fare chiarezza di fronte all'intero paese su una vicenda di dimensioni enormi. Ma i tribunali, ricorda Nordio, non sono il luogo per le analisi storiche e sociologiche e la possibilità di patteggiare è prevista dalla legge. È stata una soluzione, tra virgolette, di compromesso, però per noi soddisfacente. Teniamo conto che con i tempi di prescrizione che esistono questo rischio è sempre incombente e quindi è meglio avere dei risultati immediati e sicuri piuttosto che futuri e incerti. A 20 anni dall'inchiesta su Tangentopoli, di cui fu uno dei protagonisti, l'augurio del procuratore è che quanto non è cambiato in questo lasso di tempo possa essere diverso in futuro. Spero che i miei colleghi più giovani, che sono quelli che realmente hanno condotto questa inchiesta, non si trovino loro tra 20 anni a fare quello che ho fatto io, perché questa sarebbe una cattiva notizia per l'Italia. Speriamo che tra 20 anni le cose siano cambiate.